Immagino una cosa del genere. Ma il Presidente del Consiglio parla. Con cui proroghiamo le misure restrittive sino al 3 maggio. Una decisione difficile, ma una decisione necessaria, di cui naturalmente mi assumo tutta la responsabilità politica. È una decisione che ho assunto dopo diversi incontri tenuti con la squadra dei ministri, con gli esperti del nostro comitato tecnico scientifico, con le regioni, le province, i comuni, con i sindacati, il mondo delle imprese, dell'industria, con le associazioni di categoria. Il comitato tecnico scientifico ci ha dato una conferma. I segnali della curva epidemiologica sono incoraggianti. Ci sono evidenti indicazioni che le misure di contenimento sin qui adottate dal Governo stanno dando dei frutti, stanno funzionando. Stiamo ricevendo anche importanti riconoscimenti. L'Ufficio europeo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ha ribadito che l'Italia si sta dimostrando un esempio anche per altri paesi nelle misure di reazione per tutelare la salute dei cittadini. Ma proprio per questo non possiamo vanificare gli sforzi sin qui compiuti. Se noi cedessimo adesso, rischieremmo, come ci è stato anche raccomandato dai nostri esperti, che tutti i risultati positivi sin qui conseguiti potremmo perderli. Sarebbe una grande frustrazione per tutti, perché dovremmo ripartire da capo e potete immaginare anche con un aumento del numero dei decessi e delle vittime. Dobbiamo quindi continuare a mantenere alta la soglia dell'attenzione. Lo dobbiamo fare anche adesso che si avvicina la Pasqua, che siamo ormai prossimi alla Pasqua. Lo dobbiamo fare anche per i ponti del 25 aprile, la festa della liberazione, per il 1° maggio, il ponte del 1° maggio, la festa del lavoro. Siamo tutti, immagino, impazienti di ripartire. L'auspicio è che dopo il 3 maggio si possa ripartire con cautela, con qualche gradualità, ma ripartire. Dipenderà questo risultato, questo obiettivo, dal nostro comportamento. Dobbiamo compiere questo ulteriore sforzo, dobbiamo continuare a rispettare le regole anche in questi giorni che saranno di festa, dobbiamo continuare a mantenere le distanze sociali. La proroga che oggi disponiamo con questo nuovo DPCM che ho appena firmato vale anche per le attività produttive. Quindi abbiamo sempre messo e continuiamo a mettere la tutela della salute al primo posto, ma nello stesso tempo cerchiamo anche di ponderare tutti gli interessi in campo, teniamo anche conto della tenuta, ci sta molto a cuore anche la tenuta del nostro tessuto socio-economico, del nostro tessuto produttivo. La nostra determinazione è quella di allentare il prima possibile le misure per tutte le attività produttive per poter far ripartire quanto prima in condizioni di sicurezza il motore del nostro Paese a pieno regime. Non siamo però ancora in quella condizione di poter ripartire a pieno regime. Dobbiamo quindi attendere ancora. Quello che vi possiamo promettere, che vi posso promettere, è che se anche prima del 3 maggio si verificassero le condizioni, alla luce ovviamente delle raccomandazioni dei nostri esperti e dei nostri scienziati, cercheremo ovviamente di provvedere di conseguenza. Ma per quanto riguarda le variazioni, c'è qualche piccola variazione in merito alle attività produttive. Dal 14 aprile, martedì 14 aprile, riapriamo cartolibrerie, librerie, negozi, soprattutto quelli per neonati, per i bambini. Avevamo ricevuto tante richieste, avevamo tante difficoltà che ci erano state segnalate, quindi apriamo con grano salis, con ponderazione, queste attività. Apriamo anche qualche altra attività produttiva, in particolare la silvicoltura, sarebbe il taglio dei boschi, dobbiamo consentire che si alimentino e vengano forniti i combustibili solidi, la legna, e anche attività varie forestali. Il lavoro per la fase 2 è un lavoro già partito. Non possiamo aspettare che il virus scompaia del tutto dal nostro territorio. Siamo già al lavoro per far ripartire il sistema produttivo in piena sicurezza,
attraverso un programma articolato, un programma organico. Superata la fase acuta, infatti, dovendo convivere con il virus, stiamo lavorando a un programma che poggia su 2 pilastri: l'istituzione di un gruppo di lavoro di esperti e il protocollo di sicurezza nei luoghi del lavoro. Per questa nuova fase ci avvarremo di un gruppo di esperti, ho firmato il relativo decreto, che conterrà varie professionalità, sociologi, psicologi, esperti di organizzazione del lavoro, manager. Questo gruppo di esperti dialogherà con il comitato tecnico-scientifico, quindi dialogheranno, interloquiranno e a seconda dei casi si affiancheranno, in modo da avere la possibilità di modificare anche le logiche dell'organizzazione del lavoro sin qui consolidate, di ripensare alcuni radicati modelli organizzativi di vita economica e sociale. Dobbiamo inventarci e proporre nuovi modelli organizzativi più innovativi, ne dobbiamo anche approfittare, in modo che tengano però, ci tengo a dirlo, anche conto della qualità della vita. Questo gruppo di esperti è presieduto da Vittorio Colao, uno dei nostri manager più stimati anche all'estero, e annovera varie personalità, non solo che vivono qui in Italia, ma anche alcuni nostri ingegni che abbiamo prestato all'estero. Abbiamo il professor Giovannini e la professoressa Maggino che cureranno il benessere equo e sostenibile, la professoressa Mazzuccato che è a Londra, Moretti, Berkeley negli Stati Uniti, Raffaella Sadun di Harvard e tantissimi altri. Farei adesso in questo momento, faccio sicuramente un torto a tutti gli altri che non riesco a menzionare. E poi dicevo c'è anche il protocollo per la sicurezza dei luoghi di lavoro. Ecco, noi l'abbiamo già siglato verso la metà di marzo con tutte le parti sociali. Quello è il nostro testo base, la nostra Bibbia da cui partire per la sicurezza dei luoghi di lavoro. I nostri esperti, scienziati del Comitato Tecnico Scientifico lo stanno integrando, lo stanno rafforzando, sarà quello che consentirà poi una ripresa in tutta sicurezza delle attività produttive. Quindi la raccomandazione a tutti i responsabili delle aziende è di iniziare ad approfittare di questo momento di sospensione delle attività per sanificare i luoghi di lavoro, per predisporre le condizioni di massima sicurezza per i lavoratori, attrezzandosi già ora e predisponendosi già ora per una corretta applicazione di tutte le rigorose misure di protezione, quindi anche il rispetto delle distanze necessarie negli ambienti di lavoro. È un protocollo che noi aggiorneremo e che diffonderemo, come abbiamo già diffuso nella precedente versione. Quindi dipenderà da tutti, dai datori di lavoro, dagli stessi comportamenti dei lavoratori, se tutto potrà procedere ed il sistema produttivo potrà riavviarsi a pieno regime in condizioni di sicurezza. Ricordatevi, il nostro obiettivo sarà sempre contenere il famoso indice di contagio, R con 0 al di sotto di 1, abbassarlo sempre più. Non possiamo permetterci una riesplosione, una ricrescita della curva di contagio. Dovremmo anche ripensare, ed è per questo che abbiamo bisogno anche dell'ausilio degli esperti, alcune logiche dei trasporti, della logistica. Dobbiamo capire, ad esempio, come incentivare gli spostamenti per chi abita in prossimità dei luoghi di lavoro, evitando quei mezzi che ovviamente creano assembramento e affollamento. E adesso veniamo all'Europa. L'Europa sta affrontando una situazione mai vista in tempi di pace. Le prime stime ci dicono che saranno necessari almeno, pensate, 1.500 miliardi di euro per fronteggiare questa emergenza europea. È la più significativa dal dopoguerra a questa parte che l'Europa e anche per certi versi l'intero pianeta sta affrontando. Negli Stati Uniti, ricordo, il sostegno pubblico già adesso è nell'ordine di circa 2.000, 2.200, 2.300 miliardi. Anche questi evidentemente sono numeri mai visti in tempo di pace. Le proposte che ieri sono state messe sul tavolo dei leader e dai ministri delle finanze dell'Eurogruppo sono un primo passo verso la risposta europea. Il ministro Gualtieri ieri ha fatto un gran lavoro.
tenendo conto in un contesto di tanti altri ministri. Ma è un primo passo che l'Italia, e su questo siamo pienamente d'accordo con il Ministro Gualtieri, giudica ancora insufficiente. Su questa base occorre lavorare ancora per costruire qualcosa di ancora più ambizioso. La principale battaglia che l'Italia deve condurre sui tavoli europei è quella di un fondo che deve essere finanziato con una vera e propria condivisione economica dello sforzo, come ad esempio con gli eurobond. Sì, gli eurobond, i famosi eurobond. Il fondo deve avere una potenza di fuoco proporzionata alle cifre, alle risorse che sono richieste da un'economia di guerra, che ho citato poco fa. Il fondo deve essere anche disponibile subito, lo sto dicendo a tutti i miei omologhi. Noi potremmo anche arrivare a questa risposta adeguata sul piano economico, ma se arriveremo tardi sarà insufficiente, con il risultato che deprimeremo ancora di più il nostro tessuto socio-economico e la somma originariamente pensata non basterà. Le proposte dell'Eurogruppo contengono anche un nuovo strumento, lo schema assicurativo europeo per la disoccupazione, per una cassa integrazione gestita a livello europeo che metterà a disposizione degli Stati membri la somma non trascurabile di 100 miliardi. Un potenziamento avremo anche della Banca Europea degli Investimenti, che attiverà 200 miliardi di investimenti. Insomma, sul tavolo sono stati messi degli strumenti significativi, ma il nostro strumento, ripeto, è l'Eurobond, perché riteniamo questo il più adeguato per la situazione di emergenza che stiamo vivendo e condurremo sino alla fine la nostra battaglia. L'Eurogruppo poi propone anche una nuova linea di credito senza condizionalità, tranne quella destinata alla spesa per i costi per la sanità, collegata allo strumento già esistente che ormai è famoso, si chiama MES. Su quest'ultimo punto vedo che in Italia, devo dire la verità, sin da questa notte, dalla scorsa notte, si è elevato un dibattito assolutamente legittimo, anche molto vivace, perché io ritengo un segno di maturità, di sana democrazia, che un intero Paese possa far lievitare questo dibattito in tutte le sue sedi, a partire dal Parlamento, e vi assicuro che il Governo troverà ovviamente, con le modalità che ha già trovato in passato, l'opportunità per informare e interloquire tempestivamente con il Parlamento, con tutti i rappresentanti del popolo che siedono nel Parlamento. È altrettanto però importante che questo dibattito si sviluppi con chiarezza, senza falsità. Ecco perché mi corre l'obbligo di fare alcune precisazioni, alcuni fatti. Il MES esiste dal 2012. Non è stato istituito ieri, non è stato approvato o attivato la scorsa notte, come falsamente e irresponsabilmente è stato dichiarato. Questa volta lo devo dire, devo fare nomi e cognomi, da Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Lo stanno ripetendo dalla scorsa notte per tutte queste ore. Non è assolutamente così. Questo governo non lavora col favore delle tenebre. Questo governo guarda in faccia agli italiani e parla con chiarezza. Se ha qualche proposta da portare, la porta chiaramente guardando negli occhi tutti gli italiani. L'Eurogruppo non ha firmato nulla né ha istituito alcun obbligo. È una menzogna questa. Secondo, su richiesta di alcuni Stati membri, non dell'Italia, l'Eurogruppo ha lavorato quindi a questa proposta, che non è ancora completata, ma è sul tavolo, di una linea di credito collegata a questo strumento che già esiste, MES, totalmente nuova rispetto alle linee di credito esistenti e diversamente regolate. Terzo, e ad essere ancora più chiari, l'Italia non ha firmato alcuna attivazione del MES, non ha bisogno del MES. L'ho già dichiarato, l'ho detto più volte. Perché non ha bisogno del MES? Perché l'Italia ritiene il MES uno strumento totalmente inadeguato, totalmente inadatto rispetto all'emergenza che stiamo vivendo. Quindi sin dall'inizio, lo ricordo, nel precedente e nell'ultimo Consiglio europeo,
Io l'ho chiarito a tutti i leader, i miei omologhi. L'Italia non ha bisogno del MES, l'Italia non ritiene il MES adeguato a questa emergenza, fermo restando che se ci sono degli Stati, come è avvenuto, perché noi stiamo lavorando anche in una sinergia con altri Stati, con altri 8 Stati alleati in questa battaglia, se ne sono aggiunti anche altri, alcuni di questi Stati vogliono una nuova linea di credito collegata al MES, la vogliono senza le vecchie condizionalità, quindi con nuova regolamentazione. Ecco perché l'Italia partecipa a questa discussione che è sul tavolo. Attenzione, è per questo però che noi ci stiamo battendo, per avere questo ventaglio di nuovi strumenti innovativi e in particolare lavoreremo sino alla fine con coraggio, con determinazione in questa battaglia difficile, che era impensabile all'inizio. Però attenzione, ieri è successo qualcosa di nuovo. C'è un intero paragrafo che è destinato ad accogliere la nostra prospettiva degli Eurobond. È molto importante perché stiamo parlando di strumenti finanziari di condivisione delle spese, strumenti finanziari di condivisione degli investimenti. Non abbiamo ancora una regolamentazione concreta, stiamo parlando di affermazioni di principio. Dobbiamo ancora lavorare in questa direzione, dobbiamo ancora costruire questo strumento, ma per la prima volta l'abbiamo messo nero su bianco e anche gli altri paesi hanno dovuto convenire, hanno dovuto accettare non di esplorare per il futuro, come si era detto in una versione precedente, ma di lavorare adesso già per introdurre questo nuovo strumento. Quello che noi vogliamo è che questo strumento non solo si lavori adesso, ma sia immediatamente applicabile, attuabile, e lotteremo sino alla fine per avere questo. Ma abbiamo bisogno dell'aiuto voi, di tutti i cittadini italiani. Ed è per questo che dico, le falsità, le menzogne ci fanno male, perché ci indeboliscono nella trattativa. Noi adesso avevo chiesto all'opposizione di essere accomunati in questo senso di responsabilità. Quello che è successo stanotte, nelle scorse ore, quelle falsità che vengono dette, rischiano di indebolire non il Premier Giuseppe Conte, non il governo, ma l'intera Italia, perché vi assicuro che è un negoziato difficilissimo, perché se lasciavano all'Italia scrivere questo accordo sarebbe stato già scritto. Ci sono altri 26 paesi, dobbiamo lavorare insieme, dobbiamo parlare a loro, anche al popolo tedesco, al popolo olandese, dobbiamo far capire qual è il nostro progetto, dobbiamo esprimere la nostra dignità, la forza del nostro coraggio, della nostra lungimiranza, della nostra determinazione. Se qui questo dibattito continua in questi termini, rischiamo di compromettere la nostra forza negoziale. Lo voglio dire chiaramente. La mia posizione al Consiglio sarà chiara. La risposta europea la valuto nel suo complesso, quindi lotteremo per avere gli Eurobond e spiegherò con forza al prossimo Consiglio europeo, ancora una volta, che è uno strumento, il MES, totalmente inadeguato, insufficiente per l'emergenza che stiamo vivendo. La risposta comune o è ambiziosa o non è. Non abbiamo alternative. Se fosse stata una crisi come nel 2008-2009, potevamo ragionare di altri strumenti. Avremmo potuto stare lì a sofisticheggiare, mi piace questo, mi piace quello, ma oggi dobbiamo inventarci dei nuovi strumenti. E da questo punto di vista io non firmerò sino a quando non avrò un ventaglio di strumenti adeguato alla sfida che stiamo vivendo. È una sfida, vedete, che non riguarda solo noi che siamo cittadini italiani, non riguarda solo l'Italia, riguarda l'Europa e quindi tutti gli Stati membri. E io sono convinto che la nostra tenacia, con la forza della ragione, riusciremo alla fine a convincere tutti che questo è l'unico percorso che si offre per consentire all'Europa di ripartire con forza, di alzare le reni e di competere sui mercati globali. Grazie. Adesso ci sono delle domande. Tommaso Ciriaco, Repubblica.